gli amici che venuti alla nostra mostra che c'era di incontro. Mi auguro che vi sentiate bene. Benissimo, puoi andare. Al campo di Sicilia mi sto rilassando, dopo aver percorso, detto bene, 950 km a piedi, cercando di completare il periplo della Sicilia in 64 giorni. Cercando perché 68 giorni. 64 giorni. 68. Purtroppo ci siamo fermati un attimino prima a causa del tempo, le condizioni meteo non erano delle migliori, quindi ci sono sconsigliato di proseguire. Mancavano gli ultimi 120 km che il ritorno delle intensi primavera. Bene, Peppe, ci vuoi dire cosa avete scoperto andando costa per aree, per città? Come vi è sembrata la Sicilia, la storia? Sì, abbiamo trovato una Sicilia accanto, detto bene, abbiamo ripercorso idealmente la Sicilia descritta da Al-Idrissi, questo famoso cartografo arabo, che nel 1154 mappò la Sicilia con i suoi castelli, i suoi porti, e così via, i suoi mulini, e li mappò per il re Ruggero II, il normanno. Quindi abbiamo ripercorso un po' i luoghi raccontati da Idrissi nel suo libro dedicato a Ruggero, e abbiamo trovato sicuramente resti di castelli, di costruzioni arabe, di terme arabe, gli arabi dove vedevano l'acqua, vedevano oro, costruivano mulini, avevano intuito l'importanza dell'acqua per l'agricoltura e così via, tant'è che si nacquero dei nativi, e ancora oggi ammiriamo addentrandoci nella Sicilia rurale, quella autentica, questi giardini, le palme e così via che sono simbolo del passato, che non vuole scomparire, Cosa possiamo dire su come potrebbe percorrere questo immaginario così percorso agli amici pellegrini? Perfetto, noi siamo rientrati da qualche giorno, siamo diventati martedì per intenderci, e quindi stiamo riprendendo forza anche noi. Adesso ci vedremo a tutti i percorsi che abbiamo fatto con GPS, li renderemo pubblici e assieme ad una guida che pensiamo di riuscire a preparare in qualche mese per rendere fruibile gratuitamente a tutti l'entroterra siciliano, che è di una bellezza spaventosa. Si vai dallo zero del mare fino ai 1000 metri di Campabellotta, piuttosto che Gentuli, per Montalbano e Nicona. La Sicilia è piena di tante contraddizioni, ma allo stesso tempo di tante piccole Sicilie al suo interno. Sì. Dimmi una cosa, si sono aggregati, a parte noi per quei 3 giorni che ci avete fatto dormire di seguito in tenda con Zaccappello in riva al mare all'inizio di novembre, non era una temperatura eccezionale per poterlo fare, no? E soprattutto... Abbiamo fatto. Vorrei fare il paese di mia madre, sì, lo so, e dove è sbarcato Idrissi prima di mia madre, diciamo, sì, il geografo è sbarcato lì, e io ho avuto questa buona sorte, sincronicità la chiamerete dell'amico mio Fioretto Zerletto a proposito dei cammini quando accadono, noi ci siamo collegati là, ma quale premio potreste dare a quelle donne che erano con noi e che per 3 giorni non hanno avuto i soliti classici servizi del cammino? Quale premio avete previsto per quelle donne per cui mi volte? Sono battagliate loro stesso perché hanno voluto delle meraviglie di questa terra. Credo che chiunque decida di ripercorrere dei passi che abbiamo fatto anche insieme, devo dire che resterà solo stupito e soddisfatto di ciò. Credo proprio che il regalo più bello se lo siano fatti loro, perché si sono voluti del giorno e poi ci abbiamo fatto il casino perché la convivialità è una cosa bellissima, il cammino assume un valore nuovo fondamentale. Dimmi una cosa, i 3 fondamentali di questo cammino sono tu che ti chiami Peppe De Caro, poi Claudio Loforte che ha rappresentato la protezione civile, e Gaetano Menti. Ma c'era anche Papodone Schembari, il poeta del gruppo. Il poeta. Sì, anche io condivido questo pensiero che sia un buon poeta. E poi anche altri amici che si sono uniti, si sono aggregati in questi 64 giorni, perché poi abbiamo fatto venire voglia di passeggiare anche agli altri, questa è la cosa che ci ha fatto davvero molto piacere. Quanti chili hai perso? 11.
11. E questo in ottobre e novembre, diciamo, non in piena estate. 11 kg. Sono partiti il 4 ottobre di San Francesco. E dimmi una cosa, sai ripetere come ci svegliamo la mattina Gaetano Melfi? Ma Meglio di no. Con chi? Meglio di no. Ecco. E dimmi una cosa, per esercitare in cammino il diritto civile che dovrebbe essere consentito a tutti i cittadini, quello di poter votare ovunque si trovino, e non solo agli italiani all'estero che non potranno mai, poi mai, non avrebbero potuto avere un senatore, intanto li invitavano a votare, sì. Ma scusate questa digressione, ma voi come avete fatto per votare? Per il referendum. E l'ha riportato. Quindi il pellegrino dovrebbe poter votare ovunque, vero? Va bene. Va bene, allora noi vi aspettiamo per la solita riunione, la conferenza che farete, immagino, no? A Camarina. Bene, Peppe ti ringraziamo. Ci siamo anche noi? Buon proseguimento di lavoro, salutatemi Nella rete. Sì. Ciao Peppe, Ciao. Ciao, grazie.